Ok. Buongiorno a tutti, benvenuti nella sede prestigiosa del Consiglio regionale. Partiamo con questa conferenza stampa, che è la conferenza stampa finale del progetto eVoice. È un progetto che appunto mette assieme 7 paesi europei con 8 partner. Ringraziamo il dottor Luciano Sandonà, che è presidente della prima commissione permanente del Consiglio regionale, che ci ospita in questa sede e che ci apre questa conferenza stampa. Hello everyone. So welcome. I will be translating. I will do my best. Sorry for missing parts maybe. So happy to welcome you here at the Regional Council venue. Today you are attending the press conference of the project eVoice, project that involved 7 countries and 8 partners. We are happy to hear the welcoming words from Luciano Sandonà, who is the president of the Regional Council in Veneto. Of the first commission, yeah. Sì, buongiorno a tutti, anche da parte mia, benvenuti oggi in Consiglio regionale. Devo dire che sono molto contento, molto felice di ospitare questa delegazione che vede come capofila il Comune di Gazzo Padovano, quindi ringrazio il sindaco Ornella Lonardi e la nostra no, dimmi il nome perché Paola Pilotto. Scusate, ho avuto un momento di defiance. È un progetto molto interessante che è partito dal basso, è partito dal Comune di Gazzo Padovano, è stato finanziato dall'Unione Europea e parla dei nostri giovani, dell'impatto che c'è stato con la pandemia, con gli anni terribili che abbiamo passato dal 21 febbraio del 2020 in avanti, con dei risvolti e delle ricadute anche sui giovani. So, vuoi tradurre? So very happy as well to host you here, and he's very happy to be here and to represent, to talk with you about this project that really started from a local level. So he's happy to see that Gazzo Padovano was among the partners that actually started the project. So thanks to the mayor and to Paola for all their effort. And he thinks it's very important to speak about the effect and the impact of the pandemic on young people. Grazie. E questo è un progetto, fra l'altro, importante, coinvolge i giovani, come abbiamo detto. Qui in Veneto, questa innanzitutto il Consiglio regionale, la sede del Parlamento Veneto, che ha, quindi è la casa, noi diciamo che questa è la casa dei nostri dei Veneti, quindi siete sempre i benvenuti qui dentro, specie per iniziative di un certo calibro, di una certa rilevanza come questa. Sapete che la Regione ha governato il momento della sanità nel Veneto e l'ha fatto nella miglior maniera possibile, perché gli effetti sono stati non solo effetti di tipo medico, di tipo sanitario, ma ci sono stati anche degli effetti nei comportamenti delle persone e anche nel cambiamento delle nostre abitudini. E anche questo è un oggetto di studio e di approfondimento da parte nostra e da parte della politica sanitaria regionale. This is a very important project, as we said, because it's really involving young people. And he wants to stress the fact that this is the House of Veneto people. So this place is always open for the citizens and the people of this region. And he really stressed the fact that region guided his citizens during the pandemic. That was not just a health emergency, but it was really a moment for change of our habits. So it's very important to rethink about it and to go on from this point. Bene, quindi concludo l'intervento dando il benvenuto a tutti i ragazzi che sono qui, quelli di Gazzo, di Padova, di Mioveni in Romania, di Sebenico Croazia, di Siviglia Spagna, Varna Bulgaria, Marsiglia in Francia e poi Padova qui da noi in Italia.
Come again to everyone for being here from all the countries and and especially to the young people here, but really to all the partners involved in this project. Grazie mille, grazie Presidente, grazie Serena. Serena è una delle nostre, è una rappresentante di uno dei partner nostri, partner belga, però lei è italiana, quindi approfittiamo del suo inglese molto fluente. Grazie Presidente, allora noi chiamiamo qui il Sindaco del Comune di Gazzo per un saluto iniziale. Sindaco Ornella Leonardi. È un piacere che oggi chiudiamo nella splendida cornice di Palazzo Ferrofini il percorso del progetto europeo E-Voice, una voce per l'Europa che ci ha visti impegnati in questi 2 anni a fianco dei nostri partner europei. Mi fermo per la traduzione? No, ma fa sintesi. Ok. Ringrazio prima di tutto il Presidente, dottor Luciano Sandonà, che ci ospita nella prestigiosa sede del Consiglio regionale per la conferenza stampa di un progetto che si è focalizzato sull'impatto della pandemia, dei territori e nelle comunità locali. Tutti lo ricordiamo come un periodo buio che ha generato sofferenza, morte e una crisi senza precedenti. Proprio la Regione Veneto, con il governatore Zaia, è stato un modello nazionale per la gestione dell'emergenza. Ricordiamo tutti le conferenze stampa quotidiane in cui il Presidente aggiornava sulla situazione della pandemia. Essere qui oggi ha un significato dunque ancora più profondo. Assieme alle delegazioni europee ci siamo confrontati sui modelli di gestione ed ora tiriamo le somme del progetto E-Voice, in un luogo simbolico di resilienza, come lo è stato la Regione Veneto. So she's very happy to be here. Again, she's really thanking the president for hosting us in this very beautiful venue. She stressed the fact that pandemic was a very dark moment, and the fact that Veneto region was really in a national level in Italy a model for how the pandemic was faced and addressed by all the other regions. So Veneto really guided. There were constantly conferences on TV to really support all the change of habits that people had to go through. And so it's very good to be here again. As eVoice basically did this, we are trying to guide and to build a model to support emergency. So it's great to be here. Grazie mille, grazie Sindaco. Allora, questo è un progetto che è stato finanziato da un programma europeo che si chiama CERV, Citizen Equality Rights and Values, e oggi abbiamo l'onore di avere con noi il direttore del CERV Italia, che è la dottoressa Manuela Marsano, che chiamiamo con noi per 2 parole su questo programma. Intanto grazie dell'invito, sono molto felice di essere qua perché eVoice è un po' uno dei primi progetti che ho conosciuto, no? E quindi come è nato e come è arrivato, quindi sono molto felice di essere qua. Io vi rubo solo pochi istanti per raccontarvi un po' che cos'è il programma CERV, che è il programma che finanzia progetti legati alla cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori. È un fondo diretto della Commissione europea, quindi a disposizione di tutti gli Stati membri, e in particolare sullo strand 3, che è lo strand legato alla cittadinanza, finanzia le reti di città come eVoice. E l'obiettivo dello strand 3 è proprio quello di portare il più possibile le politiche europee vicine ai cittadini e i cittadini vicino all'Europa. E penso che questo sia uno degli obiettivi e soprattutto dei risultati che avete ottenuto con eVoice, quindi intanto complimenti per questo. Se vuoi tradurre. eVoice was funded by the SERV program, and we have the director in Italy of this program, so she's very happy to be here, and she thanks for the invitation. And especially she's really attached to eVoice because it was one of the first projects that she met and she started to work on. Just a few words on what SERV is. So SERV finance project on citizens, equality, rights and values, and especially really tries to connect citizens to all the EU programs and EU laws and regulations. So this is basically what also eVoice is doing.
E come National Contact Point il nostro obiettivo è quello di promuovere il programma e informare sull'esistenza del programma. I miei colleghi come National Contact Point sono in Spagna, sono in Croazia, sono in Romania, sono in Francia, in questo momento stanno facendo più o meno quello che faccio io oggi. E quindi per me è un'occasione anche per raccontarvi un po' di questo programma, che però lo faremo domani, quindi qua è soltanto per dirvi che i National Contact Point sono sempre a disposizione di tutti i cittadini per aumentare non solo il numero di progetti presentati, ma la qualità dei progetti presentati a livello nazionale. Tengo a dire per l'Italia, e mi scuso con i colleghi degli altri paesi, che l'Italia è il paese che presenta più progetti a livello europeo sul programma CERV e che vince più progetti. E questo ogni tanto bisogna anche farle queste contronarrazioni e dire che siamo anche bravi ogni tanto, no? Quindi questo ci tenevo a condividerlo con voi, e questo anche per merito di alcune iniziative lodevoli, devo dire, come quella della Regione Veneto che sto seguendo, perché la rappresentanza della Regione a Bruxelles organizza un roadshow in tutti i capoluoghi di provincia in Veneto, in cui porta tutti i programmi europei, i rappresentanti nazionali dei programmi europei, a parlare con gli amministratori, con le associazioni e con i potenziali beneficiari. E questa secondo me è un'iniziativa veramente che parte dalla Regione Veneto e che dovrebbe essere, cioè è veramente una buona pratica che sarebbe interessante promuovere non solo a livello nazionale ma internazionale, perché veramente ci permette di portare il programma il più vicino possibile ai comuni, alle istituzioni, eccetera. Quindi questo voglio anche ringraziare non solo per l'ospitalità e per l'invito, ma anche per questa iniziativa lodevole che la Regione Veneto sta portando avanti. So what she's representing here, the national contact point of the CERV program, and basically what they do in there are contacts in all the countries, but what they do is that they inform about the program at the local level. They will speak with the citizens, and they are always there. And their main objective is to really not just improve the quantity of the project, but also the quality. So they really support it also in the writing. And a good point for Italy is that Italy is the country that presents and win actually more projects in EU. So just to raise the fact that Italy is not always bad on this, so it's quite nice. And she's also stressed the fact that the Veneto region in Brussels, there are always regions in Brussels, and they have they point there. What the Veneto region in Brussels is doing is they are really organizing connection through the program, the EU program, and the local contacts, so the local institution. So she really appreciates this, and she thinks it could be a model really replicated in other regions. Bene, io vi dico soltanto che a partire dal prossimo mese riapriranno le call di CERV, quindi noi restiamo a disposizione per aiutarvi, per supportarvi, per consigliarvi, per vedere nuovi progetti finanziati e arrivare poi a festeggiare anche la fine dei progetti finanziati. Grazie. Next month, just to tell you, the new call of this program will be open, so they are happy to help you if you need any support. Just keep it in mind. Thanks. Grazie mille, dottoressa Marsano, appunto del CERV Italia, che è il contact point italiano, che appunto poi fa parte appunto della rete del CERV, che ha finanziato questo progetto. Ma allora vediamo un attimo di cosa si tratta, di cos'è il progetto. Allora lo spiego io come Comune di Gazzo, che abbiamo coordinato questo gruppo di partenariato che vedete. Allora forse sono andata troppo avanti. Ok, aspetta. Vabbè, pareva mancasse uno. Allora, sì, come si diceva, il progetto misura l'impatto che ha avuto la pandemia nei paesi europei, e ci siamo focalizzati su 4 aree: la salute mentale, la povertà educativa, le cattive abitudini e la disoccupazione. Non so se serva la traduzione, Serena, perché sono le cose che bene o male abbiamo parlato in tutto questo tempo, quindi penso... Yeah, we will avoid maybe the translation, as you know what eVoice is about. If you want it, I can do it. Yeah, it's a usual eVoice, so it's more for the new people.
magari su quelle più avanti, queste sono più semplici. Allora, ecco i partner, appunto l'Italia con il Comune di Gazzo, capofila, e la provincia di Padova, la Romania con la città gemellata al Comune di Gazzo, la città di Mioveni, la Croazia con la città di Šibenik, la Bulgaria con l'Unione dei Comuni sul Mar Nero, UBSLA, la Spagna con FAMSI, che è il Fondo Andaluso per la Solidarietà Internazionale, il Belgio con ACR Plus, che è un'associazione di città e regioni che si occupa di sostenibilità ambientale, in particolare di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti. Domani avremo anche modo di presentare la settimana in arrivo della settimana della riduzione dei rifiuti, e la Francia con l'associazione ALDA, di cui siamo soci come Comune di Gazzo. Allora, a chi è rivolto questo progetto? A chi era rivolto, perché oramai siamo addirittura d'arrivo? Era rivolto ai giovani prevalentemente. Qui abbiamo una rappresentanza della delegazione dei giovani di Gazzo che hanno partecipato ai vari eventi, alle associazioni di volontariato, insegnanti, educatori, animatori, chi aveva un compito educativo nelle comunità, ai consiglieri, funzionari, assessori, sindaci, chi aveva ruolo quindi decisionale nelle città, alle famiglie e alle cooperative, perché in Italia appunto abbiamo l'esperienza delle cooperative. Gli obiettivi erano fondamentalmente due: quello di aiutare i giovani a partecipare al processo decisionale, quindi far coinvolgere, far partecipare i giovani e far sentire la loro voce nel processo decisionale delle comunità, e quello di costruire comunità resilienti. Abbiamo visto che con la pandemia c'è stata una crisi internazionale, mondiale, che nessuno si aspettava, e da quella siamo usciti anche forti da un certo punto di vista, siamo diventati resilienti, e quindi abbiamo cercato di capire quali sono le caratteristiche per diventare comunità resilienti, sia dalla parte di chi ha il potere decisionale, quindi le scelte che vanno fatte in questa direzione, ma anche dalla parte del cittadino, perché ci sono anche comportamenti, abitudini, modi di agire anche del singolo cittadino per contribuire alla resilienza. Come abbiamo realizzato questo progetto? Attraverso innanzitutto la mobilità internazionale con gli scambi europei, la partecipazione, quindi cercando di far partecipare ai vari incontri, anche quelli locali, più persone possibili, quindi avere più impatto, e lo scambio di buone pratiche. Poi vedremo alcune delle principali che abbiamo raccolto, facendo appunto eventi di valorizzazione sia internazionale, nazionale e locale, e creando una rete di partnership, quella che abbiamo appunto, che oggi vediamo qui presente da tutte le delegazioni. Abbiamo realizzato 7 eventi internazionali. Siamo partiti da Gazzo a febbraio 2023 e concludiamo oggi tra Padova, Venezia e Gazzo con l'evento finale. Siamo passati per Mioveni, per Šibenik, per Siviglia in Spagna, abbiamo fatto un evento online internazionale con la Bulgaria a marzo, e l'ultimo evento che abbiamo fatto è stato quello a Marsiglia, ospitato da CR Plus, ed ora siamo qui per la fine di questo percorso. Cosa abbiamo ottenuto in questo progetto che ci ha visto girare un po' per l'Europa? Abbiamo confrontato i modelli europei di come è stata gestita la pandemia, perché ogni paese europeo ha avuto le sue modalità, anche se sono state molto simili. Abbiamo conosciuto come lavora il volontariato, e qui sì abbiamo sperimentato una comunità europea, una comunità internazionale che è molto comune, quindi il volontariato l'abbiamo visto attivo ovunque, e abbiamo rafforzato quelle che sono le capacità costruttive individuali e delle organizzazioni. Gli effetti di questo progetto a breve termine appunto sono quelli della condivisione che abbiamo avuto dei modelli, delle metodologie, dei modelli attuati dalle varie comunità, lo scambio delle persone, dei giovani e degli esperti. Nel lungo periodo, l'obiettivo che ci eravamo posti nel lungo periodo era proprio quello di creare un progetto pilota con i giovani
che potesse portare avanti quelle che sono state le iniziative, quello che loro hanno raccolto in questi 2 anni, attraverso azioni peer-to-peer, quindi educazione, messaggi, stimoli che vengono dai giovani e per i giovani, che sono quelli più efficaci che calino dall'alto. E ovviamente una maggior conoscenza delle politiche europee e comunitarie. Vedremo poi che abbiamo i risultati che abbiamo ottenuto da una ricerca fatta sempre nell'ambito del progetto, dove non c'è ancora tantissima conoscenza delle politiche comunitarie, quindi anche le comunità locali, soprattutto le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, eccetera, devono magari spingere un po' di più per la conoscenza, perché il cittadino non ha una grande percezione delle politiche comunitarie. In quanto ai numeri, abbiamo coinvolto finora 775 persone, come vedete sparse un po' dal primo incontro, 88, 72, Romania, eccetera, per i vari paesi europei. L'ultimo sono stimate 95, ma dovrebbero essere anche di più, però quando abbiamo fatto le slide ovviamente non sapevamo ancora i numeri definitivi. Quindi un bel impatto attraverso le attività comunicative, le pagine social, il sito del progetto. Abbiamo raggiunto più di 2500 persone a livello indiretto, quindi coinvolte con la comunicazione e la disseminazione, e un centinaio di istituzioni, e alla fine su 50.000 persone raggiunte attraverso soprattutto la disseminazione. Cosa abbiamo incontrato nel percorso? Abbiamo conosciuto città: Gazzo, Mioveni, Šibenik, Varna, Rociana del Contado, La Rinconada, Nerva, Marsiglia. Qui abbiamo rappresentanti di quasi tutte queste città. Abbiamo conosciuto dei servizi che sono quelli comuni proprio a tutti quanti, gli sportelli. Abbiamo visto che gli sportelli, a parte qualche raro caso, sono stati presenti ovunque, sportelli psicologici, soprattutto scolastici, i servizi sociali integrati. Siamo partiti con la conoscenza di quelli della Romania, e da lì in poi abbiamo visto che tutti hanno attivato una forte rete di servizi sociali e sistemi comunicativi. Ecco, abbiamo visto che per esempio in giro per l'Europa è stato attivato un sistema comunicativo fortissimo, con una rete a maglie molto strette, soprattutto anche nei paesi come la Romania hanno raggiunto la popolazione, quella anche meno raggiungibile, attraverso i social. Quindi c'è stata anche una digitalizzazione della popolazione per portare a una comunicazione efficace sul territorio. E poi abbiamo incontrato ovviamente diverse scuole, da partire da quelle italiane, quelle romene, quelle spagnole, eccetera. Abbiamo incontrate diverse. Una cosa che abbiamo fatto prioritariamente è stata quella di raccogliere le buone prassi. Allora, fin dall'inizio il progetto si proponeva quello di appunto confrontarsi e ottenere quelli che sono stati i modelli più importanti. Per esempio abbiamo conosciuto in Croazia Šibenik, il Digital Need Academy, il Trotkut Incubator, e lì siamo proprio stati all'interno di questa struttura che è destinata a giovani disoccupati, e che quindi dà la possibilità di poter fare dei corsi, delle attività su programmi data science e full stack development, e l'obiettivo è proprio quello di sostenere questi giovani. Sugli interventi giovanili abbiamo visto una grande forza a livello europeo, dove c'è stato soprattutto un intervento per quelli che sono i giovani che hanno minori opportunità, quindi anche con l'impiego, magari che non ne studiano né lavorano, e ci sono stati tanti progetti. In particolare durante il percorso che abbiamo fatto online con la Bulgaria abbiamo visto 2 progetti molto interessanti, l'European Digital Bootcamp, che è appunto un progetto di formazione rivolto ai giovani che sono a rischio di esclusione sociale,
E poi anche un altro progetto molto interessante, l'ENIT Rural Project, che sostanzialmente si è basato sull'innovazione e la tecnologia nel settore agricolo, un progetto molto innovativo e molto interessante che ci ha dato molti stimoli anche per idee di futuri progetti, anche nelle realtà magari come le nostre, dove c'è più ruralità, diciamo. Altre buone pratiche raccolte in Italia: abbiamo incontrato i Talents di Padova, dei giovani ragazzi autistici che durante il Covid rischiavano l'esclusione sociale, proprio perché anche le cooperative erano chiuse e quindi non c'era la possibilità di frequentare i centri diurni, eccetera. Attraverso un laboratorio dove tirasse fuori i talenti di questi ragazzi, è emerso un gruppo di 5 ragazzi che hanno tirato fuori meglio di loro, quindi nonostante le loro disabilità sono riusciti a dimostrare che sanno anche loro fare qualcosa. Non sono persone disabili, ma sono persone che sanno fare qualcosa. E quindi abbiamo visto che si sono impegnati attraverso una raccolta di mattoncini Lego. Loro realizzano rampe per le persone disabili con i mattoncini Lego. Domani avremo nell'incontro finale che faremo a Gazzo, saranno con noi e ci porteranno una delle rampe per far vedere come lavorano. Altra buona pratica che abbiamo raccolto, tra le tante abbiamo selezionato alcune, quelle più incisive che ci hanno colpito di più, a Marsiglia, dove abbiamo visto un luogo che era una discarica, l'Etalù, che era una discarica, quindi un luogo sicuramente per l'ambiente non positivo, e che è stato trasformato grazie ad un progetto, anche lì un progetto europeo, è stato trasformato in un luogo dove si coltivano alimenti, vengono venduti e c'è sicuramente un ambiente risanato e riqualificato, quindi un'ottima pratica quella che abbiamo raccolto. A Mioveni, che è stato il primo evento internazionale fatto, abbiamo visitato l'ospedale. L'ospedale sappiamo che è un luogo simbolo per tutti i paesi europei, perché con il Covid la prima emergenza è stata quella sanitaria. In Romania avevano appena inaugurato da neanche un anno il nuovo ospedale, quindi sono diventati anche punto di riferimento per tutta la regione di Arges. Loro nel vecchio ospedale hanno ospitato le persone che erano contagiate, proprio nella fase quella più endemica, quella più acuta, hanno ospitato le persone che erano contagiate e c'era un boom veramente grande, e in quello nuovo venivano curate le persone per altre malattie. Quindi sono riusciti a contenere, grazie a una strategia operativa all'interno dell'ospedale molto importante, che ci hanno raccontato quando siamo andati lì. Sicuramente anche i nostri ospedali, anche gli ospedali degli altri paesi hanno fatto da punto di riferimento per quanto riguardata la fase quella più dura. In Spagna abbiamo visitato diversi posti, ma ci ha colpito particolarmente come buona pratica per il nostro progetto il centro giovanile l'Estación, giusto? Spero di dirlo giusto, della Rinconada, che abbiamo anche qui il rappresentante, e dove è un punto catalizzatore proprio per i giovani, è un laboratorio di idee e di progetti per i giovani. E infine vedremo domani, non l'abbiamo ancora visto, domani incontreremo le cucine popolari economiche di Padova, che da 140 anni fanno assistenza sia con pasti ma anche con servizi, docce, servizio posta, eccetera, alle persone che sono povere o che non hanno un tetto. Quindi vedremo, questa buona pratica sarà l'ultima che vedremo nel nostro percorso. Qui un breve riassunto di quello che abbiamo fatto in un'indagine che abbiamo svolto in tutti i 7 paesi europei del progetto. Abbiamo fatto un'indagine su vari fronti, dall'impatto dei giovani alla disoccupazione, al problema allo sport. Abbiamo indagato un po' a 360 gradi. Domani presenteremo tutti i risultati, però alcuni ci tenevamo a dirli già oggi. Per esempio, il dato che è apparso tra i più importanti è che durante il Covid ci sono state la chiusura delle palestre, dello sport, eccetera. Lo sport si è fermato. Dall'interruzione dello sport
il 23,60% ha smesso di fare sport ed è un dato molto significativo questo. Adesso sta riprendendo, però il dato è molto inquietante. Sull'abbandono scolastico il 10% circa, più del 10% ha avuto in mente di abbandonare la scuola e l'11% ha abbandonato la scuola, quindi anche qui un abbandono scolastico dell'11% è piuttosto significativo. Sul volontariato c'è stato anche lì la paura del Covid, del contagio, ha bloccato iniziative, manifestazioni, il volontariato si è fermato da un punto di vista, quel volontariato che è attivo sulle attività, iniziative ricreative, si è fermato. E la paura ha bloccato il 12,73% dei volontari. Però per contro c'è stato un 10,49% di persone che fino a prima non avevano mai fatto volontariato e con il Covid hanno voluto mettersi in gioco per aiutare gli altri, in particolare con la protezione civile o con chi portava le mascherine a domicilio. C'è stata una grande attività in questo. Poi abbiamo indagato sul settore della violenza e questo è sempre un tasto dolente purtroppo prima, durante e post-Covid. Violenza psicologica, il 16,10% l'ha subita qualche volta, il 3% sempre, quindi vuol dire continuativamente. Questa psicologica. Quella fisica fortunatamente un po' meno, però anche qui un dato piuttosto significativo, l'8,99% l'ha subita qualche volta, il 3,75% spesso, quindi con una frequenza molto più elevata, e lo 0,75% sempre. Poi abbiamo tutte le problematiche correlate a livello psicologico e fisico, come i disordini alimentari, 29%, la depressione, 37%, anche questo un dato molto alto. Autolesionismo fortunatamente è fermo al 7%, l'uso di sostanze, anche qui uso di sostanze 8,9%, abuso di alcol addirittura 14,61%. Abuso di videogiochi 23,97%. I nostri giovani si sono fiondati letteralmente sui videogiochi durante il Covid. Attacchi di panico 30,71%, e questo è riguardato soprattutto la fascia più alta, non i giovani, la fascia più alta. Insonnia, che è un problema che si è portato avanti anche oltre il 35,58%, e gli acquisti online compulsivi il 23,60%. Qui la prevalenza è femminile e in età adulta, quindi anche questi sono dati che ci fanno riflettere. La disoccupazione durante il Covid, il 31% delle persone ha perso il proprio lavoro con il Covid ed è una percentuale molto significativa. La maggior parte però lo ha ripreso cambiando lavoro. Il 15,73% dichiara di non averlo più ritrovato, quindi di essere in attesa di un'occupazione. Il 28,09% ha beneficiato di ammortizzatori sociali, il 22,10% ha anche ricevuto contributi o aiuti pubblici. Ecco, non ci sono i dati su cosa pensano, perché abbiamo fatto proprio un libro che lo presenteremo domani, su cosa pensano delle istituzioni, però sia Europa, sia a livello nazionale, regionale, locale, la fascia di prevalenza è quella di 3 stelle su 5, il range 3 stelle su 5, quindi c'è una fiducia nelle istituzioni, non è altissima, ma c'è una fiducia nelle istituzioni. C'è scarsa conoscenza, e qui è un invito che possiamo fare a chi ha ruolo decisionale. C'è una scarsa conoscenza di quelle che sono le politiche europee e c'è anche una buona consapevolezza del livello di partecipazione dei giovani. I giovani ritengono che le loro comunità locali siano inclusive, intanto è uno dei dati che non vediamo oggi, però è rappresentato
presente nel questionario, ritengono le comunità inclusive ma che potrebbero fare molto di più, quindi i giovani sono molto esigenti su questo, sull'inclusività e sui diritti, però ritengono di essere coinvolti bene dalle istituzioni, quindi la partecipazione è molto attiva, questo in generale in tutti i 7 paesi. Ecco, questo è il fulcro dei nostri risultati che abbiamo ottenuto con il progetto. Io chiamerei il consigliere comunale Pierluigi Zarantonello che come amministrazione ha seguito il progetto per l'ultima fase che abbiamo fatto e che presenteremo anche questa domani, che riguarda appunto le comunità resilienti, perché è stato effettuato un decalogo dove tutti i giovani dei vari paesi europei hanno partecipato alla contribuzione di un video. E lui si è occupato del montaggio, dell'editing di questo video, dove tutti i ragazzi hanno detto cosa serve, quali sono gli elementi perché una comunità sia resiliente e secondo loro, quindi abbiamo stilato questo decalogo che domani, adesso vedremo in sintesi, domani lo presenteremo proprio il video, dove ci saranno tutte le lingue, quindi una varietà di lingue che ci accomuna poi con l'inglese, con i sottotitoli in inglese, però sentiremo una vivacità di idiomi europei messi assieme, quindi anche un risultato finale di condivisione anche nelle lingue che a volte sono le nostre barriere, però dobbiamo trovare anche il sistema per riuscire a comunicare. Prego Pierluigi. Grazie. Allora, sì, le slide sono sempre le stesse. Aspetta. Eccola qua, andiamo avanti con questo. Con quello grande. Vuoi far sintesi? È tanta? No. No, rapido. Non ha senso. Anche domani poi riparliamo tutte queste. Era per i giornalisti. Buongiorno a tutti, allora abbiamo detto che i progetti europei sono un elemento fondamentale per far conoscere le politiche europee a tutta la popolazione o quantomeno a più gente possibile. Le attività appunto di questi progetti come anche il nostro cercano di coinvolgere le istituzioni, progetti come questo cercano di coinvolgere il più possibile diciamo, i cittadini, soprattutto a livello anche più basso, a livello dei comuni anche più piccoli, come del resto abbiamo cercato di fare noi, e pubblicizzando l'attività del progetto anche ai maggiori livelli, tanto che lo scorso anno siamo stati al Senato della Repubblica presentando il nostro progetto in conferenza stampa assieme col senatore De Poli, che ci ha consentito e ci ha dato questa opportunità. Siamo qui insomma anche per parlare delle attività che abbiamo fatto insieme. Pardon che vado avanti un attimo. Sì, ok. Attività che, come già detto da Paola, sono state di vario tipo, di vario genere, hanno coinvolto più persone sia a livello diciamo dei partner ma anche a livello più esteso. Abbiamo svolto, come abbiamo già detto, ha già detto in dettaglio Paola, 7 meeting internazionali, un webinar con tutti i partner insieme, abbiamo svolto dei workshop, abbiamo fatto delle visite studio all'interno di scuole, abbiamo visto anche quella di Piazzola più in dettaglio, ma non solo, anche siamo stati, come detto precedentemente, anche in Croazia, in quell'istituto insomma, tecnologico molto interessante, per cui abbiamo cercato anche di cogliere anche le esigenze appunto dei giovani dei vari partner. Dal punto di vista distribuzione di pubblicità dell'attività svolta abbiamo cercato anche come tutti noi qui presenti insomma, abbiamo visto di renderlo pubblico tramite un sito internet evoiceproject.eu all'interno del quale si trovano le varie attività svolte. Adesso penso che rispetto anche al video che presenteremo domani vediamo se pubblicarlo, presumo di sì, per cui si vedrà su questa bella immagine insomma, di ogni partner che nella propria lingua
cerca di dare il proprio punto di vista, rispetto ai 10 punti del decalogo che è stato citato in precedenza, per cui nella propria lingua, quindi penso che il risultato finale da questo punto di vista sia un bel risultato, e vedremo domani, insomma, la sintesi di questo. I giovani cercano e chiedono vari tipi di attività, e hanno vari tipi di esigenze che bisogna cercare di calare nell'aspetto pratico di tutti i giorni, e il creare una comunità resiliente consente di avvicinare i giovani e le loro esigenze anche alle istituzioni comunali, soprattutto perché sono il passo più vicino rispetto a loro proprio, e le amministrazioni comunali possono anche dare una risposta più diretta alle loro esigenze. Il decalogo, che vede appunto questi 10 punti, adesso non so se sia il caso di citarli ognuno, ma insomma dopo domani presenteremo il video appunto riassuntivo di cui ho parlato in precedenza. In sintesi a questo non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, Paola. Sì, no, il decalogo appunto la solidarietà e la coesione sociale, la flessibilità e l'adattabilità, la leadership diversificata e inclusiva, la diversificazione economica, la pianificazione proattiva e la preparazione, le reti di comunicazione accessibili e affidabili, le infrastrutture sostenibili e adattive, la gestione ambientale sostenibile, le competenze e capacità di apprendimento e le risorse locali di autonomia. Chi c'era ieri al convegno che abbiamo fatto a Padova, dove c'è la professoressa Messina, che ha proprio parlato di comunità resilienti, troverà che molti di questi elementi sono stati spiegati anche ieri, perché alcuni elementi fanno proprio parte di quella che è la teoria delle comunità resilienti. Lì abbiamo parlato anche delle comunità economiche energetiche, dove a Gazzo sono in partenza, sono già partite, costituite 3 comunità economiche energetiche, e che è una sfida molto importante anche sotto il profilo della resilienza. Quindi questi sono i pilastri che poi sono stati sviluppati dai giovani e che vedremo appunto domani. Si è cercato da un aspetto negativo, quale la pandemia, di cogliere dei risultati, ma non solo, delle opportunità alla fine. Per cui anche il fatto di andare a creare delle comunità energetiche, come detto, è un aspetto, insomma, che porta avanti la politica di resilienza e di antifragilità, come detto ieri dalla professoressa Marsano. Quindi è un aspetto importante. Noi abbiamo concluso, non so se il Presidente... No, concludiamo qui, quindi il nostro intervento. Avete visto che è stato un progetto molto ambizioso, a volte quando si parla di progetti si pensa magari tanto anche a volte cose campate in aria, in realtà è stato molto concreto, c'è stato molto impegno da parte di tutta la rete di Paternaliato, abbiamo visto cose molto interessanti e sicuramente faremo tesoro di questo. I ragazzi sicuramente hanno fatto un'esperienza che porteranno con loro e speriamo possa servire anche da moltiplicatore con altri giovani. E niente, oggi concludiamo qui, ringraziamo di nuovo il Presidente della Prima Commissione Permanente, dottor Luciano Sandonà, che ci ha ospitati in questa bellissima sede e nel contesto di Venezia, che ovviamente ha incantato tutti. Quando siamo scesi dal treno alla stazione non riuscivamo più a venire avanti, perché ovviamente era un momento di foto generali. Adesso avremo tutto il tempo per visitare anche Venezia, insomma con calma avremo il tempo. Grazie ancora per la collaborazione e per l'ospitalità. Ringrazio anche Roberta, che è stata preziosissima nell'organizzazione di questo. E niente, noi magari ci rivediamo con un altro progetto domani, per chi ci sarà domani a Gazzo ci sarà il momento conclusivo dove proietteremo questo video e dove faremo un momento di festa finale. Grazie a tutti.